Torniamo a parlare di calcio a 5 con Roberto De Vivo, che è il responsabile del settore giovanile del Calcio Padova. Sarà un'annata importante anche perché state rifondando completamente la società e adesso si tratta di acquisire il maggior numero di giovani. Sì, sicuramente è un progetto molto ambizioso, come dicevamo partito quest'anno, siamo stati accolti nella grande casa madre del Calcio Padova, quindi il marchio più importante e storico di questa città. Abbiamo aperto questa sezione Calcio a 5 grazie alla disponibilità della ex società Vertigo, oggi divenuta Padova Calcio a 5, e chiaramente dicevo progetto ambizioso, anche difficile da mettere in pista ma anche molto stimolante, perché vorremmo partire, come faremo, dai piccolissimi fino alla prima squadra che militerà nel campionato di Serie C1, vista la promozione ottenuta l'anno scorso dal Vertigo sul campo, dalla C2 alla Serie C1. Ecco, nei paesi sudamericani molti giovani iniziano proprio con il calcio a 5, questo è il messaggio che state dando anche voi. Sì, è la scommessa che ha fatto un po' anche il Calcio Padova, e penso al responsabile Giorgio Molon, anche al direttore sportivo Fabrizio De Poli, hanno creduto in questa nostra proposta, proprio guardando un po' fuori dai nostri confini, in particolare alla Spagna, in particolare ai paesi sudamericani, dove tutti i bambini praticano l'uno e l'altro. Non è un caso che al vertice della nostra piramide tecnica ci sia un allenatore spagnolo, Alberto Rodriguez, già proprio intervistato da voi, e proprio perché il nostro lo definiamo un progetto alla spagnola, quindi bimbi che possano intersecarsi continuamente nel loro percorso di formazione tra il calcio a 5 e il calcio a 11, scegliendo poi, arrivati al bivio, la propria strada. Ecco, vogliamo elencare allora quelle che sono le categorie? Assolutamente sì, dai piccolissimi amici ai piccoli amici, per passare poi ai pulcini agli esordienti. Questa è la scuola calcio, e di scuola calcio vorremmo aprire 5 sedi diverse disseminate nella provincia, per passare poi al settore giovanile con i giovanissimi, gli allievi e la squadra juniores. Ovviamente alcuni dei nostri juniores faranno anche parte della prima squadra, perché sono ragazzi con ampie già competenze calcettistiche, per cui sicuramente già pronti ad affrontare un campionato di Serie C1. Si comincia dai più piccoli, 5 anni. A proposito di attività di base, come pensate di impostare il lavoro? Ma sono particolarmente contento per questa domanda, anche perché ho insegnato per molti anni all'ISEF di Padova proprio ginnastica e giochi per l'infanzia, quindi l'attività motoria dai 3 ai 10 anni. Ecco, quello che vorremmo caratterizzasse la nostra attività è proprio questo lavoro differenziato tra quello che possiamo definire scuola calcio e poi il settore giovanile. Con i più piccoli, basta pensare che abbiamo bambini anche di 5 anni, vorremmo veramente lavorare sull'arricchimento del loro corredo, così si chiama, psicomotorio, quindi a 360 gradi, quindi con un'attività motoria di base generalizzata, in maniera tale che l'aspetto più strettamente tecnico calcistico o calcettistico nasca poi progressivamente, fino a prendere ovviamente piede, soprattutto nelle categorie più evolute, quindi quelle proprie del settore giovanile. Quindi all'inizio sarà un puro divertimento? Assolutamente sì, innanzitutto abbiamo detto prima, i bambini devono divertirsi prima di tutto, appassionarsi a questa disciplina, e per appassionarsi il piacere sensomotorio deve essere alla base di quello che fanno. Allora l'invito va anche a tutti i genitori che ci seguono: portate i vostri ragazzi al calcio 5. Assolutamente sì, abbiamo veramente bisogno di tutti voi, ho detto progetto ambizioso e anche molto dispendioso, quindi ci rivolgiamo a tutti coloro che volessero sostenerci, dai partner, come dire, commerciali, ma soprattutto mamme, papà, nonni, zii e soprattutto bambini. Venite con noi perché sarà veramente un'esperienza vincente.